Il Presidente della Repubblica si reca in visita ufficiale a Paolo VI. Mentre i corpi armati rendono gli onori, il Capo dello Stato, accompagnato dai dignitari pontifici, viene ricevuto nella sala del Tronetto dal Pontefice. Dopo lo scambio di saluti, il Santo Padre, in rocchetto e mozzetta, riceve il devoto omaggio di tutti i componenti del seguito, ai quali ha voluto impartire la propria paterna benedizione. L'incontro, che si è protratto per oltre mezz'ora, è stato improntato alla cordialità che ha ormai caratterizzato i rapporti tra la Santa Sede e i capi di Stato italiani. E questo è anche il significato del discorso di Paolo VI, che nel consegnare in omaggio al Presidente Segni un mosaico della Scuola Vaticana e una grande fotografia a colori con dedica, ha ricordato i motivi di simpatia e di amicizia che legano i due Stati fin dalla stipulazione dei patti lateranensi. Essi infatti, ha proseguito Paolo VI, hanno stabilito tra le somme potestà, l'ecclesiastica e la civile, e in un punto unico al mondo, la loro più caratteristica convergenza, la loro più delicata convivenza. Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.